Apriremo le autocandidature questa settimana, nei prossimi giorni, per avere una selezione dal basso, per coinvolgere i cittadini e soprattutto aggregarli sui temi fortemente identitari in cui il Movimento 5 Stelle si deve ritrovare. Penso ai temi dell'ambiente, penso al contrasto della cementificazione selvaggia che purtroppo vediamo in Veneto. Dopo la batosta presa in Emilia e Calabria, i 5 Stelle del Veneto già al lavoro per le regionali di casa del prossimo maggio. Chiaro l'affondo del capogruppo Berti al primo cittadino di Venezia, che nei saluti di fine anno a dicembre scorso si era espresso così. A Marghera, a Mestre, a Zelarino, nei vari posti, a Campalto, a Favaro, in tutti gli interstizi che ci sono, dove ci sono ramaglie, abbandoni, lì si deve costruire, non si può, si deve, se il privato ha voglia di tirare fuori le proprie energie, le proprie risorse, noi glielo faremo fare. No, noi purtroppo siamo la regione più cementificata d'Italia per 2 anni, stiamo distruggendo il nostro territorio e vediamo Venezia, isola, che si sta completamente svuotando, un problema di residenzialità che come Movimento 5 Stelle stiamo affrontando di petto perché i veneziani sono il vero bene da tutelare. Pentastellati che per la prossima corsa in Veneto chiudono ad apparentamenti con i partiti. Il Movimento 5 Stelle si pone alternativo rispetto al sistema dei partiti, quindi vogliamo dare una chiara identità, un chiaro messaggio a tutti i cittadini veneti che noi siamo altra cosa rispetto ai partiti che purtroppo hanno messo in ginocchio la nostra regione. Ma aprono però alle liste civiche. Le civiche abbiamo dei dialoghi aperti da sempre con associazioni, comitati civiche con cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando molto bene in questi anni, quindi dei dialoghi sui temi che sono sempre aperti, ma ripeto, solo esclusivamente con le civiche.